Grazie alla segnalazione di un ragazzo, dopo giorni di ricerche, i carabinieri del nucleo operativo di Porto Gruaro con i colleghi di Latisana hanno trovato e arrestato Arthur Axiu, il 55enne albanese che lunedì mattina a Bibbione avrebbe sparato a 3 colleghi per poi darsi alla fuga. Questa mattina si trovava a bordo di un autobus lungo la tratta Porto Gruaro-Latisana San Michele Bibbione, lo stesso mezzo su cui si trovava il cittadino che ha chiamato i militari e che l'hanno intercettato poco dopo alla fermata nella frazione Cesarolo di San Michele al Tagliamento. 5 le pattuglie totali che lo attendevano alla fermata. Non appena sceso, il 55enne, che aveva con sé una tanica rossa di benzina, dettaglio che i carabinieri conoscevano da giorni, si è cosparso nel tentativo di darsi fuoco. Ma 4 carabinieri sono riusciti a bloccarlo, mentre altre 2 pattuglie facevano da scudo e una terza si trovava poco distante. In questi giorni le ricerche non si sono mai allontanate troppo dalla zona del porto gruarese. Con ogni probabilità, infatti, il fuggitivo potrebbe essere rimasto nascosto in zona senza mai essersi spostato troppo, ma su questo i carabinieri stanno ancora lavorando. Axiu è accusato di triplice tentato omicidio aggravato con 2 sparatorie. Secondo la ricostruzione, i primi spari sarebbero stati esplosi in via Pirano, dove sono rimasti feriti in 2, tra cui uno in prognosi riservata. Il secondo in via della Vega, dove avrebbe sparato a un altro connazionale che se l'è cavata con ferite lievi. All'origine del gesto potrebbero esserci dei contrasti per motivi di denaro legati all'ambiente lavorativo. Martedì i carabinieri avevano diffuso le sue foto lanciando un appello ai cittadini per far sì che chiunque lo vedesse lo segnalasse immediatamente. E così è stato. Ora il 55enne sarà trasferito nel carcere di Gorizia.